Buonasera, siamo nel comune di Domus Novas, per la precisione nel complesso nuragico Sadome Sorco. Di fronte a noi abbiamo il complesso polilobato con cinta con antemurale turrito del Sadome Sorco. Siamo alle spalle di quella che è la grotta di San Giovanni di Domus Novas e, come è il caso di questo sito, anche alle spalle il contesto della grotta, sfruttata dal punto di vista minerario sino al secolo scorso, possiamo attestare la presenza in epoca preistorica della vita di persone che sfruttavano le risorse del territorio, le risorse minerarie, per estrarne dei metalli. Alle spalle della grotta che abbiamo appena inquadrato c'è il sito di Saduchessa. Per molti non rappresenta tantissimo, ma per gli addetti al settore è un elemento di importanza notevole. Innanzitutto per via degli studi condotti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Cagliari, appunto attraverso l'operato di alcuni ricercatori che hanno rinvenuto in Egitto almeno il 90% del materiale in argento proveniente, a seguito delle analisi degli isotopi di piombo contenuti in questi oggetti, proveniente dal sito appunto di Saduchessa. Si tratta di materiali, di oggetti ornamentali, gioielli legati al Medio e Nuovo Regno, cioè con un excursus temporale che va dal 1009 a.C. almeno al 1100 a.C. La seconda motivazione che rende così importante il sito di Saduchessa nel comune di Iglesias scaturisce dagli studi condotti da Maria Ausilia Fadda, la dottoressa che, incaricata dalla soprintendenza di scavare un sito in particolare, quello di Gremano nel comune di Fonni, rinvenne all'interno del contesto numerosi frammenti sia di piombo che di rame, i cui studi, le cui analisi appunto sugli isotopi, sulle componenti più piccole, ci rivela la provenienza appunto da quello che è il sito sulcitano. Quindi conseguentemente un trasporto di minerale, di materiale, non solo verso l'antico Egitto, ma verso numerosi altri siti di natura preistorica presenti in Sardegna. Come si compone planimetricamente il complesso nuragico? Abbiamo innanzitutto un mastio circondato da un bastione di una forma fortemente ellittica. A chiudere anteriormente questo complesso abbiamo una torre secondaria che praticamente isola un cortile di fronte all'ingresso del mastio principale. Tutto quanto attorno si sviluppa un ampio antemurale turrito da almeno 5 torri secondarie, una delle quali, quella sistemata a nord-nord-ovest, dove si aprono diverse feritoie. Staccata dal corpo principale ci fa presumere che quest'ambiente venisse utilizzato verosimilmente come fornace. Staccato perché? Per non indurre calore nel corpo principale, con ampie feritoie aperte in tutte quante le direzioni per permettere appunto lo sfiato delle pressioni che si sviluppano durante la cottura dei minerali, e poi perché quest'area che circonda appunto il monumento è una zona ampiamente risaputa come mineraria dallo sfruttamento minerario. Siamo in un punto particolare, il punto dove l'antemurale turrito si addossa a quello che è il bastione preistorico. Abbiamo parlato che il bastione è formato da un mastio a cui si addossano le torri secondarie. Ci sono validi presupposti per dire che anticamente il mastio e il bastione probabilmente hanno un unico protonuraghe, dalle forme irregolari, da una forma fortemente ellittica, poi successivamente nell'età del bronzo recente riadattato e modificato, cioè tolta la parte interna della struttura, edificata una torre centrale dalla forma circolare e poi successivamente ricavati nuovi ambienti circolari, seguendo quella che è un'edilizia tipica del bronzo recente.
Da cosa possiamo notare queste differenze strutturali? Innanzitutto perché quella alla nostra sinistra è la fiancata appunto del bastione. Possiamo vedere che i macigni che compongono la struttura, e si forma prevalentemente da pezzi di calcare prelevati in loco, non sono sistemati, ordinati per filari e non sono neanche isodomi, ma sono disposti seguendo una tecnica edilizia, quella del tipico muro a sacco, con una disposizione quasi a nido d'ape, cioè abbiamo numerosissimi conci accostati non a filari ordinati, ma a vespaio, in modo quasi disordinato, però sempre rispettando quella che è la tecnica a sacco del muro nuragico. Mentre alla nostra destra possiamo osservare che l'antemurale turrito invece è costituito sempre da massi poligonali dello stesso materiale, cioè il calcare, però accostati tra di loro in maniera un po' più accurata, quasi a creare dei filari ordinati e nel creare i filari ordinati ottenere una certa rastrematura verso l'alto, il che ci fa supporre la prima che vi ho descritto come parte arcaica, quella che era la base di un protonuraghe, poi la seconda fase invece, la seconda fase edilizia, la seconda parte edilizia, quella di un nuraghe evoluto, di un nuraghe classico. Siamo nel lato nord-nord-ovest del complesso e questa alle mie spalle è la torre L, quella che è nettamente staccata dal bastione e presenta delle feritoie. Potete osservarle qua in basso alla mia destra, verosimilmente sono delle feritoie per sfiato di quella che è l'antica fornace dove si estraevano appunto dei metalli. È nettamente staccata dal bastione, dal complesso, per i motivi che abbiamo suggerito prima, ovvero evitare la conduzione di calore. Naturalmente il sito non si riduce solamente al complesso nuragico, ma tutto quanto attorno si mostra, c'è la presenza di un ampio villaggio, dalle forme variegate, dalle forme subcircolari, dalle forme subrettangolari, il che ci indica un excursus temporale e genericamente va dal XVII secolo a.C. almeno sino al IX secolo a.C. Possiamo vedere che il complesso non è al livello del piano di campagna, ma si alza da questo di almeno un paio di metri, forse anche 3 metri, da quello che è l'arcaico piano di campagna. Il contesto è circondato sia da risorse minerarie sia da risorse idriche per il passaggio di alcune sorgenti provenienti da quello che è il complesso del Marganaia alle mie spalle, e poi si trova proprio all'imboccatura di quella che è la piana del Cigerri, uno dei fiumi, dei principali fiumi del Campidano del Sulcisiglese. Stiamo inquadrando quella che è la sommità del complesso. Per la precisione siamo sopra la torre L, quella sistemata a nord-nord-ovest, che abbiamo ipotizzato, perché staccata dal corpo centrale e con diverse feritoie, che fosse una fornace. Questo invece è l'ampio cortile che in direzione nord-nord-ovest separa l'antemurale turrito da quello che è l'edificio principale, il bastione, che si addossa a quello che è il mastio principale. Adesso invece ci siamo sistemati sopra il bastione. Quello che vediamo di fronte a noi, costituito da un paio di filari, è la parte superiore del mastio centrale, mentre quella che vediamo in primissimo piano ai nostri piedi è invece l'apertura sul lato settentrionale di quello che è il bastione murario.
vediamo davanti a noi i grossi conci che costituiscono il paramento esterno del bastione, con una sezione proprio a diamante molto allungata, cioè un concio peduncolato, dove la parte esterna è quasi spianata, mentre si presenta un'anima allungata che si insinua all'interno del muro. Siamo saliti sull'apice del bastione e quello che stiamo vedendo adesso è una torre secondaria sul lato sud-sud-est della struttura. La pianta ci evidenzia il profilo esterno della torre sud-sud-ovest del bastione murario. E quello che stiamo inquadrando in questo momento invece è l'apice del mastio centrale, l'apice della Tholos. Probabilmente la struttura presenta diversi livelli, sicuramente presenta almeno 2 livelli. E ora invece stiamo osservando quello che è il cortile antistante al mastio centrale e la torre secondaria che si oppone, con un ingresso che si oppone appunto a quello del vano centrale. Potete vederla perfettamente orientata verso sud e interposta appunto tra quelli che sono i residui del bastione murario. Alle sue spalle una cortina più alta rispetto al piano di campagna, coperta in parte sia da macchia che da rovi, che è in parte ancora libera, ci mostra quello che è un ampio cortile ancora completamente da scavare, delimitato da un antemurale e in prossimità appunto del macchione e della vegetazione alta, quelle che sono le torri sistemate nell'antemurale, almeno nel lato meridionale riconosciute in numero di 3. Tutto quanto attorno si mostra quello che è il residuo dell'insediamento di circa 3-4 ettari, oltre a quello che è il bastione che stiamo visitando, che stiamo mostrando, ancora oggetto di indagini e di studi accurati. Siamo entrati nel cortile antistante la torre principale, che possiamo vedere ingombra di crollo nel suo ingresso. Un poderoso architrave ne sormonta appunto quella che è la parte superiore e si mostra di sezione ad ogiva. Sulla parte orientale del cortile si apre ancora tuttora un pozzo molto profondo con un diametro all'imboccatura di circa 1,40 m, 1,60 m. Ad indicare, a mostrarci quelli che appunto sono i livelli superiori, i livelli secondo e probabilmente anche il terzo livello dell'impianto, sempre sul settore sudorientale si apre, si mostra appunto un grosso architrave e il piano di calpestio di quello che è un camminamento superiore, quasi come se si ricostituisse appunto la situazione osservata al nuraghe Sant'Antini di Torralba, tenendo conto che planimetricamente questa struttura è molto simile al nuraghe Arruvio di Orroli, cioè una parte centrale molto arcaica attorno alla quale si sviluppa un ampio e poderoso antemurale turrito che chiude almeno 3 cortili separati ognuno da dei muri specifici attorno a quello che è l'edificio arcaico.